Ciao ragazzi, quest'anno ho partecipato per la seconda volta alla transumanza di Bressanvido e devo dirvi che nonostante io faccia questo mestiere, il cantastorie di vita più o meno rurale da quasi 20 anni, quello che ti lascia dentro questa manifestazione è qualcosa di unico, sotto tanti punti di vista. Innanzitutto quello prettamente pratico. Uno spostamento di animali richiede un'organizzazione formidabile e qui Marino Pagiusco e la sua famiglia veramente non hanno rivali. È un lavoro che innanzitutto parte da prima di tornare a casa, perché occorre radunare le manze nella piana di Marcesina ed è un lavoro tutt'altro che semplice che richiede l'utilizzo dei cavalli, è un lavoro paziente di raduno e poi di accompagnamento vicino alla malga Quintolotto. Poi c'è il rito dei campanacci, che sono dei segni distintivi della festa del ritorno a casa. E poi si parte. E quando si parte occorre predisporre tutta una serie di accorgimenti ed è a questo che servono gli oltre 150 volontari che accompagnano la transumanza di Bressanvido. C'è la staffetta in bicicletta che segnala l'arrivo delle vacche, poi tutto il percorso deve essere caratterizzato dai nastri rossi che impediscono che le vacche devinino dal loro percorso e magari rischiano di fare danni in qualche giardino o si perdono nei boschi. Poi ci sono i punti di ristoro che sono fondamentali, non soltanto per uno scopo puramente goliardico che per carità guai se manca, ma anche perché le soste consentono alla mandria e agli uomini di rifiatare. Poi c'è la polizia provinciale che apre le strade, poi c'è tutta la carovana che precede il corteo e annuncia in qualche modo l'arrivo di una festa, perché di questo si tratta. Insomma, tutta un'organizzazione complessa che però qui viene svolta veramente con grande entusiasmo. Ed è questo l'altro aspetto, forse quello più significativo e che più forse si imprime nella mente e nel cuore, anche del sottoscritto. Però forse è meglio che ve lo dicano loro, i volontari, che non sono tutti di Bressanvido. Anzi, sentiamo cosa pensano loro della transumanza e soprattutto perché si prendono anche in alcuni casi dei giorni di ferie per venire qua. Da dove sei tu? Da Camisano Vicentino. E com'è che ti sei qua? Perché sono qua per la transumanza. Perché la fede? Vedi, perché mio figlio più grande ha 10 anni che la fa, ha 25 anni, questa è la decima che fa. Poi c'è il secondo mio figlio, ci ha fatto un mese di manga, è ancora 18enne. La moglie è amica, poi tutta la famiglia, siamo appassionati di montagna. È una cosa che si sente dentro questa. Sì, si sente dentro, sì. È una cosa, cioè, tanta gente non lo capisce. Se venissero su e facessero un mese di manga, cosa si prova? Almeno per me è una cosa unica. Da testa su Brenta ti sei qua. Perché è bella la transumanza? Allora, bella, sai perché è una roba vecchia di una volta, che i giovani non sanno più cosa è queste cose. A me mi piace da morire. La transumanza è un rito che si rinnova ed è un rito che le persone che la fanno la sentono dentro, qualcosa che viene dall'anima. Perché è giusto tenerla viva questa tradizione? Perché in un'epoca dove qualcuno può pensare che facciamo gli allevatori solo per essere speculatori e per un profitto, i nostri animali invece noi li amiamo ed è una pratica che con orgoglio mostriamo a chi invece non fa il nostro lavoro. Da 20 anni che siamo un gruppo di amici numero uno. A 20 anni, te che pure che avevi, dico. Io ero biondo con gli occhi celesti, ero bellissimo fino a 19 anni. Tutti amici alla fine, qua, vero? Tutti amici, siamo una squadra di amici, facciamo per i bambini, prendiamo su beneficenza per tutti con la città della speranza. Cosa lascia dentro un'esperienza così? Bisogna viverla, Stefano, bisogna vivere per capire la passione di queste cose. Se uno la vive e la capisce, potremmo stare qua a parlare un'ora, ma non si capisce. Uno che vuole capirlo viene qua con noi e la prova. E dove siete? Noi siamo da Tieni. Perché siete qua? È una bella domanda, è difficile da spiegare, bisogna viverla. Perché entra nel cuore la transumanza? Ti lascia il segno, è una cosa che ti prende dentro e fa piangere. Fa piangere. Queste sono le voci della transumanza di Bressanvido, che non può essere soltanto uno spostamento di animali dalla montagna alla pianura, altrimenti non rimarrebbe così profondamente nel cuore.
Io vorrei sinceramente ringraziare tutto lo staff della famiglia Pagiusco per avermi così allegramente accolto in questi 3 giorni di accompagnamento. Vorrei ringraziare Latterie Vicentine per avermi dato materialmente l'opportunità di far parte di questa avventura. E vorrei ringraziare anche voi, perché siete stati in centinaia di migliaia a guardare i video con i quali ho cercato di raccontarvi questo grande evento, un evento unico. Ed è su questo concetto che voglio regalarvi il mio ultimo pensiero per la transumanza di Bressanvido. Un pensiero fatto con un modo un po' old style, sperando che non me lo copino. Beh, ma tanto qui non c'è un titolo, quindi forse sono fortunato.